Vediamo un pochino ehm, i risultati. È un modo questo per, diciamo così, mantenere, vedo anche che siete stati in tanti, in tantissimi a rispondere, per mantenere un pochettino viva l'attenzione, ma soprattutto per capire il livello anche di comprensibilità dei rapporti. Quindi vado, scusate, nella slide successiva, in questa. Allora, come valuti la difficoltà di negoziazione, cioè probabilità di ottenere qualcosa di positivo in ciascun comune? Allora, qui ovviamente diciamo così, la questione era legata al posizionamento dei nostri quattro comuni all'interno della matrice con cui abbiamo iniziato oggi. Vigevano, vedo anche la scomposizione dentro. Ecco, per la gran parte, ma non per tutti, Vigevano è in effetti il comune che, stando in alto a destra, buona salute finanziaria, buona propensione sociale, è quello su cui, ecco, poi magari qui ci possono essere diverse prospettive, diverse motivazioni su questo. Mm. Poi, dopo lasceremo spazio anche alle domande, mi permetterò di guardare le domande che sono già in chat, sono un po', però credo ci riusciamo, insomma, a dare un'occhiata. Sono positivo. Quindi in realtà Vigevano, senza dubbio, era il più semplice, perché buona salute finanziaria, buona propensione sociale. Poi cosa ci si possa portare a casa da Vigevano? Ecco, da dimostrare, perché magari l'amministrazione potrebbe dire, bah, c'è già una buona propensione sociale, perché aumentarla? Ecco, lì dopo si ragionerà non più sull'aspetto finanziario puro, ma sull'aspetto relativi ai bisogni e quindi sulla necessità di ampliare la spesa sociale. Il secondo non c'era superiore. Non c'era superiore, però vedete, quando io vado qui sopra, noto che qualcuno, non per tutti, non c'era superiore è il secondo. Per alcuni, per tanti, per 27 persone, in realtà non c'era superiore, è uno fra, se non addirittura, più complicato di Tramestieri o di Fiumicino. Non c'era superiore sta in questo quadrante, in basso a destra. Cosa vuol dire? Alta salute finanziaria, che può sembrare anche quasi, però lo dicevo lunedì, non limitatevi a dire nord buono e sud brutto, non c'è niente di più falso. Ci sono tante enclave di amministrazioni che funzionano anche al sud, così come tante enclave di amministrazioni che non funzionano al nord, con difficoltà di bilancio. Salerno, provincia di Salerno, c'è la superiore buona salute finanziaria, ma cattiva propensione, non buona propensione. Ecco, qui in realtà non c'era, potrebbe addirittura essere, forse, più semplice di Vigevano aumentare la spesa, perché in quel caso dimostrate, ammesso e non concesso che la spesa sociale sia solamente dentro al comune di Nocera Superiore, ma ve lo devono dimostrare, potrebbe essere più semplice per voi aumentare la spesa. Ovvio che aumentare la spesa, soprattutto nell'ambito sociale, significa irrigidire il bilancio, quindi nella testa dell'assessore, l'aumento della spesa sociale significa andare a erodere, eh, diciamo così, un pezzo di componente, si dice corrente del bilancio, quindi bisogna fare molta attenzione ed è in effetti difficile aumentare la spesa. Terzo comune, Fiumicino. Però vedete, per alcuni, per tanti, potrebbe addirittura essere peggiore di Tramestieri, che è qua in alto. Fiumicino ha una situazione di cattiva salute finanziaria, ma alta propensione al sociale. Non so che cosa abbia portato a rispondere che potrebbe addirittura essere Fiumicino peggiore di Tremestieri, però Tremestieri è amministrazione che richiede di lavorare su più fronti. Ecco, qui mi sfugge chi ha risposto è la meno problematica. mm? Con quattro persone che hanno detto che è facile con il comune di magari lo conoscete, quindi potrebbe essere effettivamente, ma non sulla base delle informazioni che abbiamo. È semplice avere a che fare con Tremestieri e Teneo perché
perché ecco, ci sono altre logiche, ma non quelle finanziarie. Se quelle finanziarie guidano, come molto spesso è la trattativa e la negoziazione tra Mestiere e Tneo, 36 persone dicono forse è il più difficile in assoluto. E questa era la prima, e più o meno, vedete, la media mi dice che in effetti sì, vigevano, prendiamo gli estremi, il più semplice, Tre Mestieri il più complicato, però con Fiumicino che ovviamente, diciamo così, se la vede bene con Tre Mestieri. Vado alla pagina successiva. In quali comuni c'è un problema di riscossione delle entrate che potrebbe causare seri problemi di bilancio? E qui vi ho scritto seri problemi, il dissesto. Non è l'unico, eh? Ecco, qui avete indicato Tramestieri e Fiumicino, ed in effetti per Fiumicino avevamo visto insieme. Qua c'è Tramestieri, il comune che era indicato qua è Tramestieri, assolutamente anche per Tramestieri. Non solo, Tramestieri, lo riconosco perché conosco la posizione degli indicatori, ormai è da anni che ho a che fare con questi indicatori. Tramestieri, differentemente da Fiumicino, ha un problema nel riscuotere che viene riverberato sui fornitori. Perché questo indicatore che non si vede, che è il decimo indicatore, R10, mi dice che sta tardando nel pagamento dei fornitori e o di altri soggetti. Questo inizia a essere un problema. Quando un'amministrazione fa fatica a pagare, tarda nei pagamenti, è un po' l'anticamera di quello che è il dissesto. Questi colori verdi per Tramestieri mi dicono però che Tramestieri potrebbe ancora chiedere alle banche dei soldi a prestito, non lo sta facendo. Questa è una questione molto tecnica, quindi non entro nella scelta. Però senza dubbio, Tramestieri e Fiumicino sono risposte corrette. Vigevano, Nocera Superiore no, perché né Vigevano né Nocera Superiore hanno problemi. Se andiamo a vedere Vigevano e Nocera Superiore non sono problematiche sotto questo punto di vista. E quindi qui vedete appunto le due domande. L'ultima domanda era: in quale comune non si spende nulla per gli anziani? La risposta corretta era tra mestiere e Etneo. Perché tra mestiere e Etneo, ecco, lo ricordo, non è detto che non ci sia assolutamente spesa. Il problema è che il bilancio non ci dice questo. E dato che il bilancio è l'elemento, voglio dire, di democrazia, in consiglio comunale si vota il bilancio, poi è vero che si votano altri documenti, si vota il piano esecutivo di gestione, ma si vota in realtà non all'interno del consiglio, ma si vota nella giunta. Quel bilancio deve essere espressivo di quello che realmente fa l'amministrazione dell'allocazione delle risorse e dovete pretendere che faccia questo il bilancio. Il problema è che essendo il bilancio molto spesso considerato un elemento tecnico di difficile lettura, non si legge e secondo me questa è anche un po' la prova, perché se a Fiumicino, supponete, sto facendo l'esempio, ok? Quindi magari sto dicendo una cosa che assolutamente non corrisponde alla realtà, ma succede molto spesso. Se a Fiumicino si sono fatte negoziazioni basandosi su altri documenti e non su questo, è sfuggito, scusate, per Tramestieri, scusate, è sfuggito probabilmente il fatto che in Consiglio Comunale si entri e ci sia scritto spesa per anziani zero, a meno che non ci siano, ripeto, dei soggetti esterni che gestiscono direttamente fondi che derivano dalla regione piuttosto che dallo Stato e che non transitano qui nel bilancio. Cioè, abbiate, chiedete e pretendete trasparenza all'interno dei bilanci. Quando trovate quelle voci di programmazione, governo, rete dei servizi sociosanitari e nidi, che praticamente hanno la gran parte, come vedevamo prima per Fiumicino, della spesa, fate attenzione perché là dentro ci potrebbe essere la qualunque. Parto da questa. Dobbiamo essere consulenti della gestione finanziaria ed economica dell'ente. L'ente ha sicuramente capacità di comprendere le sue problematiche di gestione e competenze adeguate. Certo non accetterebbe lezioni da chi poi in fondo non è capace né ha interesse a porsi in contrapposizione con l'ente. Allora, assolutamente noi non dovete andare a fare lezioni di bilancio a nessuno. Mm,
almeno io non ve l'ho mai detto e mai ve lo dirò. Quello che secondo me è invece, quindi è corretto questo, quello che invece non è assolutamente vero in tutti i casi è che l'ente ha sicuramente capacità di comprendere le sue problematiche di gestione e competenze adeguate. Questo sono disposto a sottoscriverlo, perché in realtà è vero molto spesso il contrario. È vero che c'è la competenza, non sto dicendo che non ci sono competenze, i ragionieri e le ragioniere capo, gli assessori e l'assessore è tutta un'altra storia, hanno le competenze nel 99,9% dei casi. Il problema è che io posso avere un bilancio che esiste ancora ed è, diciamo così, un ente non è ancora commissariato, ma perché sto utilizzando degli artifici contabili. E voi dovreste essere in grado, non dico di conoscere gli artifici contabili, non siete i revisori, però essere in grado di capire, perché in questo caso diminuite le barriere, eh, la simmetria informativa e parlate lo stesso linguaggio. Dopodiché, una volta che sapete, anzi, quindi non è per andare contro, in contrapposizione con l'ente, è proprio per prendere sotto braccio e dire sono consapevole e proprio per questo motivo non batto i pugni sul tavolo per avere maggiore spesa, ma prima guardiamo insieme quelle che sono le difficoltà che il tuo bilancio ha, se è questa l'ipotesi. All'opposto, e queste sono condizioni che sono realmente accadute, possono esserci situazioni in cui l'amministrazione vi dice, e ce ne sono tantissime, no, abbiamo dei problemi di bilancio. Una volta c'era il patto di stabilità, si dava colpa al patto di stabilità, quando in realtà c'erano tantissime risorse a bilancio, il bilancio funzionava, quindi ci si trinceava di fronte, scusate, dietro a delle scusanti che, ecco, per differenze di conoscenze vi fidavate, si sono fidati, tra l'altro parlo tra l'altro dei vostri competitor, diciamo, dall'altra parte, dei negoziatori, e in realtà avevano delle possibilità di negoziazione in più. Quindi non è assolutamente per fare lezione a nessuno, e anche perché non siete revisori. Lo scostamento fra gli impegni e i pagamenti può essere dovuto anche a interventi e servizi programmati e poi non attuati? No, perché l'impegno è quando il servizio è stato fatto, è già arrivata la fattura al comune ed è già scaduta. Quindi la differenza impegni e pagamenti sono proprio i debiti che dovete saldare, non i debiti, non il mutuo, non i mutui per la costruzione di una nuova scuola, ma i debiti che dovete saldare immediatamente. Quindi non è un'economia. Pensare questo in quanto c'è un trascinamento del divario, no, nel pluriennale non appare compensato. Guardate, la questione delle economie non la vedete all'interno diciamo così, del rapportino. Si potrebbe fare un'analisi, sì, si può fare all'interno del bilancio di previsione, del rendiconto, ma non è incluso. Le spese dei ricoverati nell'RSA, partite di giro, sono comune e regione dove si vedono. Allora, i ricoverati nell'RSA purtroppo qua non si vedono. Trovate la spesa, torno un attimo scusate, eravamo già qua, qua. Voilà. La spesa per gli interventi per gli anziani è qua dentro. Quindi quando trovate interventi per gli anziani la trovate qua dentro, a meno che, come vi dicevo, non sia considerata qua dentro. Nella programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali, però è confusa nella spesa degli anziani, ad esempio, ci potrebbero essere le residenze diurne piuttosto che i centri civici per gli anziani, eccetera. Dove trovo il valore di quanto non riscosso da un comune. Allora, il valore in termini assoluti non ve l'abbiamo indicato, non è indicato. Al tempo, quando fu scelto di sviluppare diciamo così, questo modellino, non era, anche perché, ecco, cosa succede? Succede che utilizzando questi schemi e iniziando ad indagare, perché non vi ho fatto vedere, però posso anche a questo punto permettermi di andare a vedere, ad esempio, Fiumicino, il prosieguo allora, su Fiumicino, che era uno dei due comuni con difficoltà di riscossione,
abbiamo visto che era questo l'indicatore, quindi non tanto il volume. Per capire quello che è il volume delle entrate e quindi per poter anche capire questo 1,34 quanto è, io ho la possibilità di scendere e di andare nella analisi delle entrate, politiche delle entrate. Quindi non trovo il non riscosso, ma trovo queste informazioni. Ecco qua. Ehm, Sono aggregati di entrate. Tenete conto che un comune ha, mediamente, di queste dimensioni, ha circa 60 tipologie di entrate differenti, tanto importanti e conosciute quanto l'IMU, ad esempio, oppure la tassa sui rifiuti, e quanto piccole e poco conosciute, adesso ve lo dico perché sono piccole più che poco conosciute, le lampade votive, per intenderci le lampadine, quelle dei cimiteri, sono valori molto molto bassi, ma stanno sempre all'interno delle entrate. Ciascuna di queste entrate ha un proprio livello di riscossione. Allora, se prendete ad esempio le entrate correnti di natura contributiva, eccetera, eccetera, queste qua, gli accertamenti sono ad esempio 77.000. Qui siamo a Fiumicino. Le riscossioni sono 70.000. Guardate gli anni precedenti, 76.000, 57.000. Cosa sono gli accertamenti? Sono diciamo così, i ruoli. Si chiamano ruoli, sono le fatture le bollette che ricevete, ma la bollette qui in questo caso sono le bollette tare le trovate qua dentro. Però possono essere di diverse tipologie, perché ad esempio l'IMU si fa in autodichiarazione, facciamo l'F24, ma se ci arriva un accertamento di IMU evasa, va a finire qua. Però vedete che la riscossione a Fiumicino non è mai totale e quindi c'è sempre un pezzo che non verrà mai riscossa. Il problema è il problema, tra l'altro, stiamo lavorando su un capitolo di libro internazionale, mondiale, in cui pensate, per l'Europa c'è l'esempio dell'Italia, quando in realtà ce ne potrebbero essere anche degli altri, e la parte relativa alla difficoltà di incasso è il primo problema dei comuni italiani. E tra l'altro il ministro anche Giorgetti ha fatto recentemente un'audizione e poi successivamente c'è una commissione presso la ADER, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, che ha analizzato appunto la difficoltà di riscossione a tutti i livelli, però per quanto riguarda le amministrazioni locali, guardate, una piccolissima parte di questi crediti insoluti poi viene riscossa, una piccolissima parte, e c'è un enorme problema. Allo stato attuale ci sono 60 miliardi che sono fermi là e non vengono riscossi. È una questione anche, se volete, di equità sociale. Ad ogni modo, qui quello che mi interessa notare è quanto sono. Allora, quanto è il credito incagliato non lo so, però io riesco ad intravedere quello che è circa ogni anno, ehm, diciamo così, il gap, la differenza. Attenzione, perché qui non ci sono solo le riscossioni di questi 77, ma ci sono le riscossioni anche degli anni precedenti. Quindi vedete che è un comune che ha delle enormi difficoltà a riscuotere. Se è sulla Tari, se è qua dentro c'è la tassa di soggiorno, molto improbabile. Oddio, più vicino sì. O se sono altre tipologie di entrata, bisogna andare a vedere nel bilancio e non si vede da qua. Altra voce, vedete? Queste sono invece le entrate nei servizi a domanda individuale. Anche qui c'è lo stesso identico problema. Attenzione però che ad esempio nel 2022 vedete, c'è stata una ripresa, però se guardiamo ancora più indietro, anche se è vero che passiamo negli anni della pandemia, molta difficoltà, continua ad esserci difficoltà. Quindi complessivamente le entrate correnti, perché non vi ho evidenziato i trasferimenti correnti? Perché i trasferimenti correnti qui arrivano da altri enti e quindi vedete che ogni tanto però anche gli altri enti fanno fatica, però vedete 15, questo è uguale, quindi nel 2022 si è riscosso tutto, nel 2023 c'è un ritardo di riscossione che però viene recuperato nell'anno successivo. Qua se ci sono dei ritardi di riscossione vengono poi recuperati. Quindi mh, il titolo 2 è difficile
titolo 2, trasferimenti correnti è difficile che creino delle difficoltà di riscossione. Anche se lo riesco un po' a stimare, perché ci sono circa, vedete, 10 milioni da una parte, 5 milioni dall'altra, probabilmente saremo sui 15, però sono 15-20 milioni all'anno che si vanno a sommare, quindi il valore corretto bisognerebbe andarlo a prendere a bilancio, e a bilancio c'è. Ehm, Nei casi in cui i servizi sociali vengono affidati agli unioni comuni, dove troviamo la spesa sostenuta dal comune per tali trasferimenti? La troviamo all'interno del bilancio del comune, all'interno della spesa, come avevamo visto prima, quindi per intenderci, se vado nella spesa sociale, quindi vado nella scheda pagina 17, ok? La vedo qua dentro, è confusa qua dentro. Se io prendessi un comune cui conosco, ad esempio il comune di Faenza, che ha un'unione di comuni che fa tutti i servizi, e prima facevo il comune di Faenza, se, e questo è il punto, ha classificato bene la spesa, troverò la spesa per i vari servizi all'interno di queste voci. Se invece l'ha classificata, dato che il comune di Faenza trasferisce tutta la sua spesa di servizio sociale all'Unione, potrebbe essere che l'abbia classificata tutta all'interno di questa voce. Considererà anche i bilanci delle ATS? No, perché le ATS, e questo è il problema, problemone che stiamo cercando anche di non risolvere, però insomma stiamo analizzando all'interno dell'Osservatorio Nazionale Servizi Sociali Territoriali, di cui Alessandro Geria è il consigliere CNEL responsabile. L'ATS è un perimetro giuridico, scusate, è un perimetro di azione entro la quale si programmano i servizi. Non necessariamente c'è, ad esempio, un'unione che è esattamente coincidente col perimetro amministrativo delle ATS che fa i servizi. Allora, quando c'è una organizzazione a parte, ci potrebbe essere un bilancio dell'ATS, ok? Il problema è quando non c'è, generalmente il comune capofila ha in pancia, come vi dicevo all'inizio, tutta la spesa di tutti i comuni facenti parte dell'ATS. Poi attenzione ancora perché in realtà ci potrebbero essere accordi ancora diversi, in cui la programmazione dei servizi avviene attraverso l'ATS, ma i bilanci sono tutti separati. Il problema della tracciabilità della spesa dei servizi sociali è il problema principale, se io guardo la spesa sociale. Ok? Sappiamo che sono circa 10 miliardi di euro, un problema che è difficile capire in quali bilanci è, in quali rapporti è con i vari bilanci. L'impegno di spesa non è inteso come decisione di spesa, ma come accertamento. L'impegno di spesa è quando la trovate all'interno di un rendiconto, è quando la spesa è già stata fatta, ok? È corrispondente al concetto ricevo la fattura e la fattura è scaduta. Oppure, dato che può essere sia acquisto all'esterno sia con persone all'interno, io ho le buste paga, sono scadute. Dopo il 27 vanno pagate. Ok? Quindi va visto in quel modo all'interno del bilancio. Non è l'impegno come accertamento, non è neanche l'impegno come firma di un atto di una determina. Sì, io direi di più. Quando voi entrate dentro le amministrazioni con quel rapporto, che avete solo voi in Italia, cioè, allora, quel rapporto l'avete solo voi. Altri soggetti che entrano con ovviamente una prospettiva diversa, sia rispetto ai loro obiettivi, sia rispetto ai loro interessi, sono le istituzioni finanziarie e i fornitori, quando si interfacciano con le amministrazioni con praticamente questi strumenti. È un modo per dire, adesso la butto là, un po', forse anche enfatizzo, il re è nudo, perché a quel punto il re diventa nudo. E soprattutto nei casi invece dove c'è anche un rapporto anche molto collaborativo, può essere addirittura paradossalmente un momento in cui voi state offrendo un servizio a loro. Poi ve lo sapranno leggere meglio loro, sicuramente, perché ad esempio quei 10 indicatori, indicatori di bilancio che non vi ho fatto vedere delle società partecipate, saranno loro che vi riescono a decifrare e a dare delle motivazioni anche rispetto agli andamenti. Partecipate, noti comuni alla quota di partecipazione. Siamo convinti che la strada da analizzare la potenzialità dei redistributivi di parte dell'uso verso i cittadini, sì.
È una delle strade da potenziare, sì. Allora, l'utilizzo degli utili sui cittadini, assolutamente sì, ci sono tantissimi esempi. Io, ad esempio, ricordo nella mia zona, io sono Romagna, ehm, nel 2021 gli utili della multi-utility sono stati indirizzati per diminuire l'imposizione Tari sul sistema delle imprese che erano stati di più influenzate dalla pandemia e anche di alcune famiglie. Quindi il ragionamento c'è già e si può fare. Informazioni sul valore della produzione e utili delle partecipate nei vari anni. Allora, in realtà non ve l'ho fatto vedere, non so, Bucci, Marchi sia, però ve lo faccio vedere qua. Allora, non qui, perché in realtà l'informazione c'è. Qui ce ne possono essere ancora di più se entrate nella porzione aziende si va nella sezione della salute finanziaria. Poi, scendendo ad un certo punto, c'è ecco qua. Qui siamo a Fiumicino, ci sono le società, quelle partecipate dal Comune di Fiumicino, quelle nella forma di SPA e di SRL, che comunque rispetto a questa considerazione, l'utilizzo degli utili, che sono principalmente di SPA e di SRL, le altre forme, diciamo così, di partecipate degli enti generalmente non distribuiscono utili, perché per atto costitutivo, ad esempio, gli ACP, le agenzie che si occupano delle case popolari, sì, in alcuni casi distribuiscono anche gli utili, però con una logica un po' differente. Quindi io ho la valutazione del rating. Se vi ricordavate prima, il rating, diciamo così, la somma di questi rating per Fiumicino dava un C2. Però mi dà anche una serie di informazioni, ad esempio, qual è il patrimonio netto, qual è il capitale investito, i costi monetari, i debiti finanziari e le spese del personale. È vero, non c'è l'informazione relativa agli utili che si può acquisire attraverso l'altro pezzo della piattaforma, cioè le aziende. Quindi si può andare a vedere e sapendo qual è la quota di partecipazione, sapere quanto sono gli utili su cui si potrebbe, ad esempio, intervenire nel caso di mh, Fiumicino Tributi SPA, ad esempio, se distribuisse gli utili. Tra le altre cose, Fiumicino Tributi SPA è al 100% del comune di Fiumicino. Forse un esempio un po' più aderente, ma anche qui bisogna capire se le farmacie sono gestite, hanno utili o no, sono le farmacie, al 51% sono del Fiumicino. Io riesco a capire quanto sono grandi questi soggetti, lo riesco a capire anche da qui e riesco a capire se, ad esempio, probabilmente sulle farmacie posso farci poco perché mi sembra un po' sottopatrimonializzata, cioè con un occhio di conoscenza di bilanci riesco a capire su quale di questi potrei andare a vedere all'interno della parte aziende, che non era però oggetto della nostra conversazione di oggi, quali sono gli utili possibili su cui posso intervenire. Quindi si può fare, però ovviamente serve un attimo di analisi un po' più specifica, bisogna essere un po' più specifici. E qui sto leggendo anche, se si chiede ad AIDA l'aggregazione dei comuni che formano ambito di zona, il report resta identico comunando ogni voce ed indicandole come se fosse un unico ente locale. No, non lo fate, perché proprio per il motivo, se voi avete un ambito di zona, quindi un ATS, in cui i rapporti fra gli enti possono essere, non so, l'ente capofila a cui tutti gli enti danno la propria quota, voi avete la spesa sociale di quell'ATS, se fate la somma, l'avete duplicata, perché l'avete nel bilancio del comune capofila e nel bilancio di tutti i comuni e nel bilancio degli altri comuni che danno al capofila. Quindi non fate la somma, non fate il comune. La prospettiva di AIDA PA, Report PA, è quella di analisi del singolo comune. Se dovete fare di analisi e di negoziazione col singolo comune, se dovete fare delle analisi, diciamo così, come si dice, di ATS, livello di ATS, una fonte informativa che vi consiglio di analizzare, ma che, ed è questo uno dei limiti enormi, non corrisponde ai valori che trovate in bilancio, quindi non c'è una responsabilità amministrativa, è quella del rapporto sui servizi sociali territoriali dell'Osservatorio Nazionale Servizi Sociali Territoriali.
ok? Istituito presso il CNEL. Quindi lì trovate le informazioni, tra l'altro, per singola ATS, però, ripeto, non andate dal comune capofila e dite questa è la spesa che avete sul bilancio perché sicuramente non è quella. Le motivazioni sono dovute, le trovate le note metodologiche nel rapporto, sono dovute al fatto che Istat fa una rilevazione con una prospettiva di carattere statistico. Partesi dai bilanci, però fa una serie di aggiustamenti tali per cui non potete dire che quella spesa lì si trova sul bilancio del comune X o il bilancio del comune Y o l'unione dei comuni Z. Ok?